60 anni insieme a Leonardo, oggi con una grande partecipazione, una grande manifestazione degna appunto della ricorrenza qui al Teatro Pirandello. Abbiamo voluto ricordare oggi il 60° anniversario della fondazione del Liceo Leonardo, proprio perché pensiamo che il presente ha il suo valore, ma principalmente se è collegato col passato. Quindi è una memoria che non va dimenticata e quindi diciamo, stanno vivendo gli ex alunni e anche i docenti che oggi sono in quiescenza delle emozioni enormi nel ricordare quegli anni in cui si trovavano a Leonardo. Evidentemente è una comunità che cambia, perché purtroppo è così, e inevitabilmente c'è un susseguirsi di alunni, un susseguirsi di docenti, però il Leonardo nella sua identità rimane e rimane sempre. Io ringrazio quanti oggi sono stati qua, perché diciamo, hanno reso questo giorno ancora maggiormente speciale. Abbiamo visto tanta gente illustre, non solo politici, anche il vicepresidente della regione, Ronello Licimino, ma anche tanta altra gente, i famosi ragazzi della prima A, la professoressa Garaffa, insomma tanta gente che ha voluto dare il loro contributo e che hanno, diciamo, frequentato anche questa scuola. Sì. Difatti molti che sono qua sono ex alunni, ed era questo quello che noi volevamo, farli di nuovo venire qui tra noi, farli sentire ancora famiglia del Leonardo. Una manifestazione di grande livello, quella dei 60 anni oggi al Teatro Pirandello, che vede protagonisti tanti ex alunni che nel tempo sono diventati anche importanti, ma anche i ragazzi che stanno preparando tantissime loro esibizioni. È una grande festa, ma vorrei dire non è la festa soltanto del liceo Leonardo, è la festa di Agrigento, per quello che significativamente ha segnato questa scuola così importante. Non c'è dubbio che tutti i ragazzi che frequentano il Leonardo dimostrano, e sono tantissimi, dimostrano come questa scuola riesce a dare un'offerta formativa importante, come i processi educativi che in questa scuola vengono messi in atto e sono così altamente qualificanti, tanto che hanno dato professionalità, personaggi illustri e che continueranno a dare. Dico ai ragazzi, non dimenticate questi anni, anche noi lo ricordiamo, gli anni del liceo sono meravigliosi, e viverli con questa atmosfera e con questa vivacità credo sia importante. La cultura esce anche nel nostro territorio tutto agrigentino grazie a questa storica scuola. Una grande manifestazione, una grande festa, una grande gioia di tutti, perché tutti i ragazzi hanno partecipato, stanno partecipando attivamente a tutta l'organizzazione. Grazie pure ai docenti sicuramente, grazie pure ai docenti che già sono in pensione e sono venuti per organizzare e per darci una mano affinché questo spettacolo, che oggi è una grandissima festa, una bella festa, ci hanno dato la possibilità di portarlo avanti. Grazie a tutti gli ex alunni